Si è tenuta al Villaggio Peruzzo ieri mattina la quarta edizione del Carnevale del Villaggio, una kermesse organizzata dal plesso di scuola primaria Nuova Manhattan che fa riferimento all'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini guidato dal dirigente scolastico professore Luigi Costanza. In mattinata gli alunni del plesso di San Leone, plesso Malaguzzi e Montessori hanno sfilato nel lungomare Falcone Borsellino fino ad arrivare a Piazzale Aster. Le sfilate carnevalesche giunte alla loro quarta edizione si connotano oramai come una giovane tradizione del quartiere marinaro della città che per l'occasione è stato animato da musica, canti, balli e coloratissimi costumi indossati dagli alunni di tutto il plesso. Giochi di animazione, sparacarta, bulle di sapone e zucchero filato hanno riempito di suoni e di danze le vie del villaggio in un tripudio di allegria e di divertimento. In questi tempi un po' difficili la nostra scuola, afferma il dirigente scolastico Luigi Costanza, si profila come un luogo non solo didattico ed educativo ma anche come spazio amico dei bambini poiché si pone sempre all'ascolto dei bisogni, delle necessità e della voglia di allegria dei nostri piccoli e li soddisfa con risposte concrete e di grande impatto emotivo. Il nostro plesso scolastico, ha continuato, non è nuovo a queste forme di apertura al territorio, trasformandolo, come già in altre occasioni, in un grande palcoscenico dove ogni alunno è protagonista e le famiglie e gli abitanti attenti e partecipi spettatori di tutti gli eventi. La festa allestita nella sua semplicità ha mostrato l'anima allegra di Carnevale, l'aspetto più puro del divertimento, favorendone aggregazione e inclusione tra tutti i bambini del plesso. Nel nostro carnevale, ha concluso Costanza, le maschere, come direbbe Pirandello, non sono mai ombre di identità o di felicità, ma sono solo travestimenti di personaggi dei fumetti, di eroi, di fate, che ci trasportano dentro una dimensione fiabesca e fanno dei coriandoli tante stelle colorate e di tutti i sorrisi solide speranze per il futuro.